a tutti, grazie. Intanto sistematevi anche qua dietro, va bene. I ragazzi si possono schiacciare un po' su questa fila, così usiamo questo spazio, grazie. Allora, poche parole per lasciare poi il merito a chi ha lavorato in queste 2 settimane con noi, e sono i 32 ragazzi di Seneghe che hanno partecipato al laboratorio anche quest'anno. Per noi è stato un grande onore condurre questo laboratorio. Per me è già la seconda volta, Giuseppina è la prima esperienza, che sta appunto dall'altra parte dello specchio. Appena ho saputo del tema, che è il tema generale del festival, il primo testo che mi è venuto in mente è stata La fattoria degli animali di George Orwell, che è un testo che racconta la rivoluzione ai ragazzi come se fosse una favola, e l'ho trovato il testo ideale su cui poi lavorare per questo nostro laboratorio. Da lì poi ci siamo divertiti a costruire la nostra fattoria rivoluzionaria, che ha tanto Seneghe ovviamente in esso. Prima di iniziare sono doverosi alcuni ringraziamenti. Giuseppe? Allora, prima di tutto ringraziamo Mario e l'associazione Perda Sanadora per averci sempre incitato e motivato. Ringraziamo la famiglia Oras Gallus che per l'ennesima volta ci offre il campo, che praticamente è diventato un teatro a cielo aperto di Seneghe. Ringraziamo Roberto Magnani e Simone Marzocchi per i consigli, i preziosissimi consigli. Ringraziamo voi che siete sempre più numerosi e ci date tanto ogni volta. Ringraziamo i ragazzi che hanno allestito il campo, i ragazzi dell'associazione, e infine ringraziamo i nostri ragazzi, che sono 32. Caria Davide, Coco Giorgia, Crobe Alessia, Crobe Federico, Crobe Giovanni, Cubadda Giovanni, Cubadda Cristiano, Cubadda Daria, Cubadda Simone, Cubedu Hilde, Cubedu Samuele, Grazioli Sara, Leoni Cristian, Mancosu Alice, Marungiu Carlo, Marungiu Francesca, Marungiu Stefano, Mastino Laura, Meloni Alessandro, Orru Maria Giovanna, Orru Matilde, Puzzolo Luigi, Puzzolo Zeno. Salaris Mattia, Solinas Filippo, Solinas Manuele, Solinas Mauro, Solinas Michele, Ulleri Samuel, Ulleri Sebastiano, Ulleri Elena e Vacca Manuele. Silenzio.
disciplina! Per fare una rivoluzione ci vuole disciplina! Su, tutti in platone, di corsa! La nostra vita è difficile, breve! Dopo che ci sfruttano ci portano al macello! Dobbiamo ribellarci! Ci ucciderà tutti! Noi e i nostri figli, i maialini, diventeremo prosciutti, salami, salsicce! Ma poi guardate, ci fa fare anche i piercing che non ci piacciono! L'uomo è l'unica creatura che consuma senza produrre. Non dà latte! Non ne fa le uova! Ed è troppo debole per portare l'aratro. Quello munge le nostre donne fino in fondo! Ma dobbiamo farla davvero la rivoluzione! Certo, lo manderemo via sti canavese! Ci lancia meloni e culo in testa! Meloni e culo in testa! Lo facciamo morsicare da cane pastore! Tutti i mali della nostra vita scaturiscono dalle tirannie dell'uomo! Che schifo! Avete visto cosa ci dà da mangiare? Cocodè! Ma cosa si pensa? Che noi le uova le tagliamo? Il fattore Gavino è rientrato sbronzo dai balli di leva e non ci ha dato da mangiare. Allora, per fortuna, una delle mucche ha battuto a cornate la porta del granaio. Quel sfarabutto si è svegliato e ne ha preso di sante ragioni. Cornate, pugni, calci di culo e calci in culo da tutte le parti. E vedete come se n'è andato a gambe levate? Gli abbiamo bruciato tutto. Le catene, le corde, le funi, gli anelli da naso. Tutto, persino la paglietta che d'estate usava per fare il fighetto. Eravamo finalmente liberi da ogni tirannia. Tutti quelli che possiedono due zampe sono nostri nemici. Tutti quelli che possiedono quattro zampe o possiedono delle ali sono nostri amici. Due zampe nemico, quattro zampe amico! Due zampe nemico, quattro zampe amico! Due zampe nemico, quattro zampe amico! Animali di Sardegna! Per soppresse dal lavoro, ascoltate il lieto annuncio, tornerà l'età dell'oro, prima o poi vedremo quel giorno, periranno, montiranno, nei fecondi campi sardi, solo bestie correranno, per quel giorno lotteremo, e anche se morte verrà, ogni mucco che è cavallo, contro chi combatterà, animali di Sardegna, per soppresse dal lavoro, ascoltate il lieto annuncio, tornerà l'età dell'oro, prima o poi vedremo quel giorno, periranno, montiranno, nei fecondi campi sardi, solo bestie correranno, per quel giorno lotteremo, e anche se morte verrà, ogni mucco che è cavallo, contro chi combatterà. Tutto a posto? Si tira avanti. Deo, si stracca un morto, carande forazzo, tutto saddia, non si lavazzo brusu! Che poi con questi attrezzi fatti per l'uomo è sempre più difficile lavorare.
Caro mio, tu ci scherzi. Ma meno male che ci sono i cavalli che un po'... Lo sapete che mi so mettere la lingua nel naso? Riprendendo il nostro discorso, meno male che ci sono i cavalli che facendo un po' questa erba secca ci rinfrescano i campi. Da quando se n'è andato il fattore Gavvino si sta veramente bene, di lusso! Eia, infatti non mi manca per niente quello strizzatettine tutto il giorno. E poi sono a Gesa Suzru, guardate dall'Oregonca. Che poi c'è da dire che quando c'è da lavorare i maiali non si fanno vedere neanche per sogno, I maiali, quelli sono buoni solo a fare festa. Quando c'è da lavorare non ci sono mai. Da quando se n'è andato Gavvino, una volta sola hanno lavorato. Una, maledito sproccoso. Che poi l'altro giorno, là un po' più fondo, ho visto un maiale con la sua bella scrofa che sta facendo il bagno tranquillamente in mezzo a un fango. Una cosa schifosa! Schifosa! In sardo vacca e boe, in latino bos vacca, a seneghe bue rosso. Per migliaia di anni gli uomini hanno vissuto grazie alla coltivazione del grano. Ci legavano a coppie per trainare l'aratro. Parola di Piero Angela. E ora che siamo liberi, siamo molto più felici, perché quello che mangiamo è roba che facciamo noi, roba che ne abbiamo in abbondanza. Ora qui ognuno collabora secondo le proprie capacità e poi di domenica facciamo festa! i recinti per tentare di riprendersi la nostra, e sottolineo nostra fattoria. Ve lo ricordate, spero? Beh!
mangiare noi. Gli asini chiedono cioccolate, no? In ogni angolo! Perché quando il maiale più grosso si è lanciato contro Gavino e l'ha fatto cadere nella merda? Vi dirò, io non è che avessi tutta questa voglia di combattere, Mi stavo cercando un posticino all'ombra, un po' di erbetta fresca, tranquilla. Solo che gli altri mi hanno detto di farlo. Che cosa dovevo fare? L'ho fatto. Abbiamo seguito gli altri. Ci hanno chiesto, l'abbiamo Cioè, sei embriaco con me tu brocco. Sì, Fede. Oh, l'hai vista quella bella maialina che ci guardava alla festa? Ma dove sei da solo? Tu ti stai immaginando le cose. Oh, ragazzi, ma vi siete accorti che le mucche fanno questi spuntini fantastici? È vero, eh. Oh, senti, devo fare un annuncio, Compagni, d'ora in poi tutte le mele che cadranno dagli alberi saranno portate esclusivamente a noi maiali. Compagni, credete veramente che noi maiali lo facciamo per avarizia? Non a tutti piacciono le mele, nemmeno a me ad esempio. Le abbiamo prese solamente per tenerci in salute. Le mele, infatti, e questo è dimostrato dalla scienza, compagni, contengono numerose sostanze indispensabili per il benessere di un maiale. Noi lavoriamo col cervello, giorno e notte provvediamo al vostro benessere e quindi è nel vostro interesse che noi mangiamo queste mele. Chiaro? Cioè, ma come hai fatto a convincerli? E tanti scude, ho detto due cose così e mi hanno creduto questi. Ma visto che ci è riuscito lui, ci provo anch'io. Compagni, il grano sta finendo. Le galline quindi dovranno consegnare le proprie uova, che verranno barattate giovedì mattina al mercato dal fruttivendolo Vittorio. Il ricavato verrà ovviamente utilizzato per la produzione del grano. Chiaro? Ma hai visto che questo metodo funziona? Ho visto. Oh, le mucche ci stanno cercando per ritirare quello che è rimasto dalla festa. Io a nasconderci. No! Cos'è questa storia? Io dovrei dare le mie uova a Vittorio. Le sue uova a Vittorio! Non ci penso neanche, questo è un delitto! È un furto! Io i miei figli li faccio uscire dal mio culo! Dal suo culo! Dal mio culo e io me li tengo! E come se ritiene? Vi dico io cos'è questo. Questo è un genocidio! Perché da quelle uova nascerono dei forti e sani pulcini. E voi veramente volete privare una madre dell'affetto dei suoi bambini per dare le uova a Vittorio ai maiali? Mostri! Ma voi, ma voi siete anche d'accordo? Io non lo so, guarda. Voi siete anche d'accordo a dare le nostre uova a quei loro maiali? Vergogna! Adesso ve lo dirò io cosa faremo. Andremo a deporre le nostre uova su quell'albero. Tu sali a sinistra, tu sali a destra e voi due fate un po' come vi pare. Ma io vi dico che se proveranno anche solo a sfilare un uovo, noi gliele tireremo tutte in testa. Allora, io dico, avete le ali, il becco e le zampe. Usateli contro chiunque cerchi di sottrarvi le uova, è dannazione! Dai, Io sono stanco delle regole che ci sono state imposte dai maiali. Prima ci liberiamo di Gavino e adesso ci si mettono anche i maiali e andiamo a dare regole. Stiamo scherzando, spero. Allora, ieri notte, dal porcilaio, si sentivano rumori di grosse risate e vetri infranti. E stranamente, la mattina dopo, ripeto, niente, si è mosso fino a mezzogiorno. Strano, vero? Gira voce che, non si sa come, i maiali si siano procurati i soldi per comprarsi una cassa di whisky. Maiali! È arrivato il momento di farci valere! Oh! Ma l'avete sentita questa cosa? C'è proprio, non ci voleva, adesso pure questa. L'avete sentita questa cosa della rivoluzione delle galline? Certo che l'abbiamo sentita! Bisogna rimediare. Compagni, chiunque se l'ha visto dar da mangiare alle galline verrà giustiziato. Giusto. Ma come? Non avevate detto che nessun animale ha ucciso un altro animale? E chi l'ha mai detto? Il comandamento dice che nessun animale dovrà uccidere un altro animale senza motivo.
Cioè, io ieri ho visto un maiale dormire in casa, ma non è che nessun animale avrebbe dormito in un letto. Ma no, compagni, non diceva così il comandamento. Dice che nessun animale può dormire in un letto con il lenzuolo. Ma come me lo spiegate? Che io ieri ho visto un maiale camminare su due zampe? Ma non era quattro zampe buone e due zampe cattivo? No! Il comandamento dice quattro zampe è buono, due zampe è meglio. Infatti, ma compagni, un comandamento era anche sbagliato. Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri. Cosa è successo? Ma prima ci credevano, adesso... Questi non ci vogliono più! Ci fanno tutti a salsiccia. Abbiamo tagliato troppo la corda! Io Mirdambulis che qua a fondo grasso non ci vogliono più! Ah, questi maiali si sono comportati veramente da uomini. Hanno tradito la rivoluzione. Ma tu ci riesci? Ma tu ci riesci? Siete tutti uguali. Grazie a tutti. Ci spostiamo tutti a Pozzuarru per l'esito del laboratorio di musica. Grazie per essere venuti.